si sta dialogando per trovare un candidato che possa unire, no, tutte le forze. Io credo che verso la fine del mese di febbraio potremmo avere il nome definitivo. L'ufficializzazione del candidato sindaco a Venezia del centrodestra dovrebbe arrivare a fine mese. Ospite a Focus, Francesca Zaccariotto, assessore di Fratelli d'Italia nella giunta uscente di Luigi Brugnaro, ha parlato di un dibattito ancora aperto nella coalizione anche a livello nazionale, con ancora diversi nomi in ballo. Ogni partito sta facendo delle proposte, sul tavolo delle proposte continua ad esserci il nome di Zaia, continua ad esserci il nome di Venturini, come continuano anche ad esserci dei nomi di Fratelli d'Italia. Riccardo Szumski, leader di Resistere Veneto, anche lui presente alla trasmissione, ha colto l'occasione per annunciare una candidatura a Venezia anche del suo movimento. Sono degli incontri con persone che sono già presenti anche diciamo in sede di attività politica veneziana e vediamo quello che nascerà. A questo punto noi abbiamo la disponibilità a verificare un progetto serio. Non è ancora certo, ma in città si potrebbe votare il 23 e il 24 maggio con possibile ballottaggio il 7 giugno. Tra Szumski e Zaccariotto il clima però appare già acceso quando si parla di Venezia. Diciamo che qualche problemino giudiziario lo avete allora, come maggioranza, qualche problemino giudiziario anche mi su pare. Questo non è assolutamente corretto, sa di dire una bugia. No, la bugia non è, se uno patteggia, cosa diavolo è? Un assessore patteggia? Va bene, ma allora non deve parlare di maggioranza. Guardi che io da sindaco, se un mio assessore faceva questo, mi dimettevo immediatamente. Io sono stata abituata a rispondere in prima persona, quindi chiedo anche che chieda scusa rispetto a quello che ha detto. È un dato di fatto. E se non lo fa si deve vergognare, a maggior ragione che guardi, è un si vergogni amministratore. pure lei. No, io no, non mi vergogno.